Saluti a tutti e grazie a Smeda. Molto spesso non siamo capaci di riconoscerci per quello che siamo. Ciò significa che siamo responsabili di una narrativa che è alterata. È alterata perché non è la nostra. Spesso è la narrativa di chi viene in agosto in estate, dei turisti, che ci raccontano che abbiamo il mare più bello del mondo. Più bello del mondo. Ce ne sono tanti altri di mari molto belli, il nostro è bellissimo, ci mancherebbe, ma è proprio il più bello del mondo. Io non li ho visti tutti. E se poi ascoltiamo quello che ci dice un turista che viene in agosto, una settimana, 10 giorni, che sta in una località spesso isolata, completamente al di fuori di quelle che sono le dinamiche della nostra vita abituale, allora pensiamo che la nostra storia non ci sia, non esista, che sia una storia periferica, una storia che non ha avuto alcun ruolo, alcuna funzione. Pensiamo di essere sospesi nel tempo e nella storia. Ma è possibile che un'isola che sta al centro del Mediterraneo, un mare che per secoli, millenni possiamo dire, è stato uno dei centri fondamentali di scambi economici, culturali, per millenni, a nessuno è mai venuto in mente di pensare che la Sardegna sta al centro di questo mare. Siamo proprio sicuri che la Sardegna sia stata fuori da questa storia? È possibile? È probabile? E poi ripetiamo un'altra cosa. La Sardegna è sempre stata conquistata da tutti. In Sardegna sono arrivati tutti. Perché in Sicilia? In Veneto? In tutte quelle zone di confine tra uno Stato e l'altro nel centro dell'Europa, quante conquiste sono avvenute? Quanti cambiamenti? Quante invasioni? Contatele. Lo avete mai fatto? Un'altra cosa che si dice sempre della Sardegna è che la Sardegna abbia un problema, il fatto che è un'isola. È un problema essere un'isola per la Gran Bretagna o per il Giappone? Lo sapevate che le Canarie, le Isole Baleari e la Corsica stanno aumentando il numero degli abitanti in questi ultimi anni? E la Sardegna li perde come un'emorragia. Sarà perché è un'isola la Sardegna o forse sarà perché la continuità territoriale, i soldi che lo Stato francese o quello spagnolo spendono per la continuità territoriale sono tra le 3 e le 12 volte di più rispetto a quelle che spende lo Stato italiano? Oppure sarà, per esempio, che nelle isole Canarie, che sono al largo dell'Africa, parte dello Stato spagnolo, la tassazione è la metà di quella sarda? Le faulas sono le sciocchezze che ci raccontiamo e quelle che ci raccontano e ci crediamo perché semplicemente non sappiamo. Allora, sapere è fondamentale. È fondamentale ribaltare i luoghi comuni ed è il motivo per cui lo stiamo facendo qui stasera. Perché un futuro migliore è possibile soltanto se conosciamo il punto di partenza, soltanto se siamo in grado di guardarci allo specchio e capire che cosa c'è dall'altra parte, che cos'è quel riflesso e analizzarlo senza falsi miti e dunque senza faulas. Questo è un punto di partenza. Grazie a tutti.